Sì, sì, Frosinone. Allora, vediamo un po'. Buonasera a tutti ragazzi, sono le ore 21:31 minuti, faccio la mia consueta diretta telefonica. Stasera ho in diretta telefonica con me il presidente nazionale di Più Italia, per parlare di tante cose, un dialogo, una chiacchierata, scambio di opinioni. Quindi direttamente con me, in diretta telefonica da Frosinone, Fabrizio Pignalberi. Ciao, come va innanzitutto? Ciao, Com'è la situazione giù nel buonasera, Lazio? buonasera. Nella tua regione Lazio, com'è la Sì, situazione? la situazione beh, è critica come un po' in tutta Italia, siamo in zona rossa, lunedì dovremmo andare in zona arancione, quindi però tutto bene, dai, stiamo abbastanza bene, almeno il tempo sembra che sia uno dei migliori, a parte questa pandemia che sta devastando veramente l'Italia. Veramente, è un anno che ci sta devastando in tante cose, non si è migliorati per niente, però iniziamo con un discorso un po' così, visto che negli ultimi giorni se ne è parlato durante, diciamo, tutti i media di comunicazione e di informazione hanno detto della questione del caso di Salvini, cioè che dovrebbe andare a giudizio o a processo per la questione della famosa imbarcazione, ecco, che ha bloccato. Ma lo trovi giusto comunque? Cioè, perché non mi sembra una cosa giusta, è un mio punto di vista personale. Di una tua Allora, opinione, non una mi... tua opinione. Comunque all'epoca ministro stava tutelando quello che è il suo compito, mi sembra alquanto assurdo, però è giusto fare un passaggio su Matteo Salvini che comunque magari quando ha ricoperto quel ruolo mi è sembrato a dir poco un po' padron di casa, diciamo un po' così, no? Cioè, perché alla fine io sinceramente parlando, nonostante che sia che rientri nelle file di centrodestra, ma Salvini, se me lo devo ricordare per dei progetti, me lo ricordo solo per gli stranieri, cioè quindi per i clandestini. In quel caso stava facendo il suo lavoro, quindi mi sembra eccessivo un rinvio a giudizio e speriamo che comunque non andrà verso un primo grado come udienza, però è da dire che comunque Salvini è stato un po', ricoprendo quel ruolo da ministro, un po' eccessivo, non dando, a mio avviso, ripeto, un esempio agli italiani, perché in quanto rivesti quel ruolo va dato l'esempio, anche indossare queste divise che era sua abitudine fare, anche quando stava tornando in natitante, che è andato lui stesso a prelevarlo, indossando una divisa della polizia. A mio avviso mi sembra un po' poco corretto, perché se per essere un poliziotto, cioè, se oggi noi indossiamo una divisa e andiamo in giro ci denunciano, cioè, quindi lui dovrebbe dare l'esempio. Sembrava un po' il padrone in quel frangente che ricopriva questo ruolo da ministro, per carità d'amor di Dio, sul fatto clandestini, imbarcazioni ha fatto bene, stava difendendo quello che è la nostra patria, però devo sottolineare questo aspetto di Salvini e poi se devo ancora aggiungere altro, a mio avviso la politica di Salvini fuori dal contesto stranieri e clandestini non mi sembra uno che abbia un contenitore di programmi che possa dare agli italiani. Poi ripeto, forse si è talmente concentrato in quello che ha lasciato tutti gli altri punti, però è stato il suo cavallo di battaglia, quindi questo bisogna riconoscerlo, è quello che comunque gli ha fatto andare alto il quorum. Però io, se devo essere sincero, un leader di partito controlla e porta avanti tutto il programma che ha illustrato ai cittadini e a questo punto credo che Salvini qualcosa se lo sia dimenticato, già il fatto che comunque un programma di destra, a mio avviso anche qui devo dire, non poteva essere condiviso comunque con delle linee di sinistra. Certo. Salvini ci è riuscito, c'è andato, è tornato nelle file di destra, nell'opposizione, mi ricordo bene, durante un caldo pazzesco, cioè decide di far
girare il mondo del governo, si rimette nelle file di opposizione, oggi ritorna un'altra volta a monte e a bomba, quindi credo che qualcosa non torni. Devo essere sincero. È una tua opinione personale, è una tua valutazione, giustamente, quindi sì, io diciamo sulla questione... però se devo dire che il processo Salvini credo sia esagerato, ma a mio avviso credo che anche lui col suo modo di fare sembrava un po' il padre e padrone, però comunque ripeto, il processo di via giudizio mi sembra alquanto esagerato, visto che stava comunque ricoprendo il suo ruolo e stava difendendo quelli che sono i confini del Certo, bisogna dire che difendeva comunque i confini nazionali, voglio dire, non è che tutti si entra così tanto per entrare, mi sembra anche giusto. Ecco, passiamo a un'altra cosa. Assolutamente sì. Passiamo a un'altra cosa che mi hai detto che è molto importante, però dalla nostra parte, chiuso di qua, chiuso di là, però partite IVA, tutte queste commercianti che gli hanno tagliato praticamente le gambe. Alla fine com'è la situazione? Cioè, perché poi tutti aspettano qualcosa, ma arrivano diciamo degli euro, non arrivano perché sì, stanno chiusi, ma per poi ripartire è un po' dura per tutta una serie di motivi. Allora, come la mettiamo? Allora, il discorso è questo, ritorniamo a bomba, ritorniamo a un anno fa, dove si inizia con questa pandemia che veramente sta lasciando un segno particolare nella storia. E in quell'inizio di questa pandemia qualcuno definiva che era un semplice raffreddore, ma alla fine è uscito tutt'altro. Quando si sono resi conto che comunque la cosa era grave, benissimo, hanno iniziato a chiudere e a dare un sostegno, seppur misero, a delle aziende, quindi i primi 2 mensilità, 3 per alcune attività, ma poi non si è parlato più di sussidio. Allora oggi mi viene spontaneo di dire come quei ristoratori che comunque paghino un affitto, e prima lavoravano sia a pranzo che a cena, oggi come possono loro saldare e stare dietro alle loro spese che comunque avevano quando erano aperti a pranzo e cena, e comunque si faceva fatica oggi a vivere, ieri a vivere, come fanno oggi a compensare queste spese fisse che hanno, pagando comunque gli stessi soldi? Anzi, qualcuno addirittura mi dice che i titolari degli appartamenti hanno richiesto addirittura l'aumento perché magari era a scadenza del contratto di affitto. Oggi non stanno arrivando beni, anzi hanno fatto una manovra, governo Draghi. Ecco, che manovra ha fatto? Io non ho la manovra anche dei 30.000 euro, che c'è una sanatoria del condono dei 30.000 euro, no? In Equitalia. Bene, oggi vorrei sollevare un problema, visto che nessuno l'ha sollevato nei banchi, nelle fine del governo. Ma scusatemi, allora io che non pago le tasse mi abboni, quindi mi condoni 30.000 euro, e chi per un anno comunque con tutta la pandemia, magari con sacrificio, ha pagato le sue tasse, benissimo, e per quale motivo quello ha pagato e oggi però mi dai uno sgravio, un condono di 30.000 euro? Benissimo, la legge andava fatta, per chi però già ha pagato gli diamo, per dire, fino a compensazioni di 30.000 euro che non devi pagare, perché non mi sembra che dobbiamo fare figli e figliastri. Allora oggi hanno pagato fino ad oggi con sacrificio gli italiani, oggi tu me ne esci per il secondo governo, quindi Draghi, perché prima l'aveva fatto Conte, il governo Draghi, allora adesso c'è il condono di 30.000 euro, e benissimo, chi ha pagato le tasse da marzo 2020 ad oggi? Che cos'è stato lo scemo del villaggio? Così non vanno tutelati gli italiani, le cose vanno fatte in parti uguali. Quindi io dico che speravo che qualcuno dei banchi invece di farsi la loro propaganda politica alzassero il tono e prendevano e facevano gli interessi degli italiani. Cioè quelle partite IVA che oggi hanno pagato le tasse è giusto che vengano comunque ricompensate, quindi sia il condono di 30.000 euro per chi sta in difficoltà, ma sì anche a un bonus di 30.000 euro per chi ha pagato, punto. Certo, è logico.
Quindi tu dici una Questo è male... chiaro, tutelare gli italiani, perché gli italiani non ce ne sono di classe di serie A, di serie B, gli italiani sono tutti uguali, cioè a prescindere poi dal imprenditore o meno imprenditore. A me sembra che qui guardino solamente le grandi imprese e non va più bene, questa cosa non va più bene, perché oggi dobbiamo mettere gli italiani allo stesso livello, dobbiamo mettere un progetto di sicurezza che possa tutelare in primis e in particolar modo questi partite IVA, che siano abbonanti, che siano alimentari, che siano di qualsiasi genere, perché oggi la gente veramente fa fatica a vivere. A me mi sembra che andando in un microfono nel governo tutti hanno la soluzione di mano, ma io non vedo un programma che sia cantierabile, un progetto che possa garantire una sicurezza a tutti gli italiani. Sinceramente parlando, io se guardo la destra, la sinistra, io se guardo la destra, la sinistra o il centro, vedo solamente una grande propaganda. Ognuno farebbe bene, ma quando stanno lì nessuno fa niente. Quindi questa cosa è una politica che a me non piace. Tu dici, hai detto bene, però se andiamo a vedere, praticamente non esiste quasi più opposizione, cioè si sono messi quasi tutti, tranne che un partito, a fare l'opposizione a un partito solo, contro tutti. Come fai cioè, adesso a dialogare? Guarda, io dico questo non va già bene. Questo non va già bene, per mio conto. Allora, questo l'ho già detto in qualche altra circostanza. È vero che oggi non c'è opposizione, c'è solo un partito di opposizione che è Giorgia Meloni, la quale gli ripongo sempre la stessa domanda. Oggi tu sei contro il governo Draghi, quindi contesti l'operato del governo Draghi, ma dici comunque sì a un centrodestra unito. Come fai oggi ad essere con un centrodestra unito dove comunque alcuni hanno mischiato il loro programma, hanno mischiato le loro idee, quindi a mio avviso sono terminate le ideologie politiche vere e proprie. Ecco, nei tempi nei tempi di destra e di sinistra, Almirante Berlinguer, tutto questo non era successo. Ecco, quello che voglio dire, non c'è più identità, cioè perché poi alla fine, poi quando si chiedono i voti... Ormai si lavora tutti per una poltrona, l'importante è salire sul carro dei vincitori e ti ripeto che a mio avviso la vera politica termina da Almirante Berlinguer, quindi sia per destra che per la sinistra, ma nei tempi di Almirante Berlinguer ti garantisco che tutto questo pastroccio non c'era, governi Gianni Verdi, Gianni Rossi, Verdi Turchini, cioè è uno scandalo. Ma la cosa più bella è che sicuramente Giorgia Meloni prenderà un consenso dove lei resta in opposizione, ma se realmente le persone riescono a capire che lei, pur restando in opposizione, andrà a risedere con una maggioranza forte e unita, come ha detto l'altro giorno anche in un'intervista, la domanda mi viene sempre spontanea di dire: come fai oggi a risedere con delle persone che hanno condiviso un programma prima di tutto distruttivo, non costruttivo e neanche privo di risoluzioni per gli italiani, punto. Perché per me oggi tutti vanno a parlare, ma io non vedo garanzie, non vedo la sicurezza agli italiani. Oggi i ragazzini, oggi i bambini hanno una grande problematica, che non vanno a scuola. Questi governi che ci stanno seguendo in questa pandemia hanno speso miliardi di euro per spenderli a banchi con le rotelle, ai monopattini, a tutte queste, ai bonus vacanza. Cioè, invece di dare il sussidio per chi non poteva mangiare, c'è gente che nonostante ciò, perché magari avevano altri fonti, perché fanno dei trannazzi, si prendevano il bonus vacanza, si sono presi il bonus dei monopattini, si sono presi tutte le divergenze, tutti i fondi che lo Stato non metteva in piedi e andavano in giro, magari persone per bene. Ci sono gente che invece non hanno aderito a quel fondo perché magari per 100 euro non superava l'ISEE o per tanti altri motivi, come anche tante altre famiglie non superando il reddito per l'ISEE, però magari avevano 3 figli a carico, comunque hanno una casa di proprietà, oggi non si potevano permettere di comprare un computer portatile per garantire la lezione ai propri figli. Benissimo, questo Stato, a me, questo governo, oggi non mi sembra di aver fatto qualcosa che poteva garantire anche il sentirsi inferiore dei bambini, perché i bambini sono italiani, vanno tutelati anche loro. Se permettete, io
in questo governo non mi rappresenta, non è un mio governo. Però, che secondo spero me, in Italia. Cosa? Un mio pensiero, no? Ed hai detto tantissime cose giuste, perché poi alla fine tu dici, alla fine fanno guerra, ma poi sono tutti insieme e via e così via. Il problema è anche, c'è anche da dire una cosa, che poi alla fine comunque, vedendo un po', e non so se mi sbaglio, però mi sembra che un po' il popolo Sì. italiano, tendenzialmente, come ti ho detto qualche volta, parlando così, è un popolo un po' individualista, nel senso che ognuno poi guarda nel proprio giardino. Sì che tutti dicono vogliamo il cambiamento, sai, vogliamo un cambiamento, basta come... E invece però sembra che poi, stando nelle vecchie abitudini, va bene lo stesso, salvo poi lamentarsi. Ecco quello che voglio dire, cioè, mi sembra che ogni tanto mi dà questa sensazione di un cittadino comunque complice del sistema, proprio complice del sistema, e non Non è che vittima. il problema non è che il cittadino è complice, allora il problema è che il cittadino a volte si sente anche minacciato e preso in giro da questa politica di propaganda che fanno, perché come sappiamo tutti, quando che è sotto le tornate elettorali esistono migliaia di posti di lavoro, sotto le campagne elettorali iniziano a starci le grandi imprese che stanno partendo, sotto le elezioni arrivano i bonus, no, ti faccio arrivare qua, ti faccio arrivare là. Purtroppo l'italiano viene indotto in errore, purtroppo ancora oggi c'è chi crede a questa politica sbagliata, dove io continuo a dire a tutti i miei dirigenti di tutta Italia che mai voglio sentire una persona che dice che ha promesso un posto di lavoro, perché il lavoro non c'è finché non ce ne sono progetti che possono far sì che si riparta all'imprenditoria, e anche per questi giovani che non hanno futuro. Quindi io sono contro questo tipo di politica. Purtroppo oggi la stragrande maggioranza degli italiani la vedono come, vabbè, ma cavolo, ma lo conosco, che già mi vuole prendere in giro, poi per l'ennesima volta si sente ancora una volta umiliato e preso in giro, e io a quel punto dico oggi realmente gli italiani, quella parte che non crede più alle barzellette ma non crede neanche più alla politica, quindi anche noi se poniamo una politica trasparente purtroppo facciamo fatica a farla capire agli italiani, perché purtroppo per colpa di qualcuno che con i colletti alti hanno rovinato quello che era il bello della politica, e dove comunque c'era anche uno scambio di idee. Oggi non vedo questi grandi politici che prendono le macchine, vanno sui territori a sentire, a toccare con mano il problema del territorio. Oggi lo fanno con un telefono. Questa non è la politica che noi amiamo, io non la amo. Io in primis salgo su una macchina, faccio migliaia di chilometri, perché il problema lo senti da vicino. Non lo puoi, è come se tu chiami un dottore e dici c'ho un dolore a un costato, ma il dottore ti vuole vedere e tu il territorio lo devi tastare, ci devi andare a sentire le problematiche. Gli italiani non sono capaci e buoni solamente sotto le tornate elettorali, gli italiani vanno tutelati tutti i giorni dell'anno, quindi se ci sono dei problemi in linea di massima vai sul territorio e vai a capire qual è la problematica. Io non vedo più questi politici con il blocco notes a capire quali sono i problemi dei paesi, perché un vero leader, quindi cioè io non mi ritengo un vero leader, comunque un presidente, almeno oggi questo è il ruolo che ricopro, trasmetto ai miei coordinatori regionali, che poi di conseguenza a quelli cittadini e a dirigenze del piccolo comune, di andare a rilevare le problematiche del paese, perché se una signora ha un problema, che abita in campagna e non ha la luce, una signora che con questa pandemia non può uscire per andare a comprare una spesa, di andarla a aiutare, perché noi vogliamo questa politica che parta dalla bassa, con i fatti, lascia stare le chiacchiere. Oggi invece partono tutti con lo smartphone, con l'iPhone, la macchina blu lampeggiante, 3 segretarie pagate da noi italiani. Arriviamo lì tutti autografi, noi questa politica non la vogliamo e non intendiamo minimamente farla. Se qualche mio dirigente ha questo grillo per la testa può uscire anche adesso, perché noi siamo un'altra cosa, vogliamo la politica alternativa che possa garantire gli italiani in primis e poi anche noi, perché è giusto andare lì
prendere uno stipendio, come, perché sono ben pagati i politici, dove io sinceramente quando hanno detto al taglio dei parlamentari, ti dico questa così ti racchiudo la mia idea politica, ho detto io sono contro il taglio dei parlamentari. Ma non perché voglio mangiare alle spalle degli italiani, no. Dovevano fare una proposta di legge, sì alla diminuzione, alla metà dello stipendio dei parlamentari, perché i parlamentari dovevano rimanere uguali, perché io voglio essere rappresentato, perché se prendi ad esempio il Lazio, se vanno con questa legge elettorale fatta dalle persone di sinistra che ci hanno rappresentato per loro comodo e per loro garanzia di riandare al governo, una provincia tipo Viterbo non vedrà mai un senatore, non vedrà mai un deputato. Allora io dico no al taglio ai parlamentari, sì al taglio dello stipendio dei parlamentari, anzi tagliamo lo stipendio dei parlamentari, tagliamoli pure i parlamentari, perché il territorio deve essere rappresentato, perché non può quello di Roma andare su... Non può andare su quello di Viterbo a gestire la situazione. Certo, certo, ho capito cosa. Ero contrario al taglio dei parlamentari. Io sono contrario. Esatto. E Esatto. parliamo dell'altro, diciamo, discorso, dato che siamo tutti, diciamo, chiusi, zona rossa da un po', però a livello dei confini, se c'è una pandemia, si controllano sti confini comunque o non si controllano? Perché non sappiamo Allora, niente in su chi questa entra, pandemia io credo che o su chi entra o su chi esce, su chi va, chi non va, perché cioè, la gente viene controllata, giustamente, ci dicono siamo in zona rossa, c'è tantissimi di nuovo contagi, tante terapie intensive sono piene, al collasso di qua e di là, però oltre quello, cioè, non vedo allora, io dico confini, che cioè non vedo confini chiusi, cioè, perché non lo so, cioè, secondo me devono rimanere chiusi in queste situazioni, un anno, due, però se no non se ne esce più, perché i vaccini sono a rilento e tante altre cose sono a rilento, cioè oramai io penso che la questione vada ancora più avanti, secondo me, caro Fabrizio, non è ancora finita, guarda, ce ne vuole ancora. l'unica cosa che oggi mi rimane un po' impressa è questa, che Salvini che combatte molto per il blocco di tutti questi sbarchi, in questo periodo di pandemia oggi non ne parla assolutamente. Io comunque al posto del governo, che sia Conte o Draghi, facevo una cosa molto logica e semplice: stop ai sbarchi fino a chiusura della pandemia, perché se già non riusciamo a salvaguardare l'Italia in questo stato e non siamo all'altezza, perché comunque per molti il vaccino che è arrivato sembra sbagliato, i casi che continuano a salire, le strutture ospedaliere che non hanno comunque posti a sufficienza per andare, quindi almeno questo l'avrei evitato, quindi stop allo sbarco. Purtroppo questo non è accaduto, non c'è stato nessun decreto, nessuna proposta né dal governo Conte né dal governo Draghi, e anche questo mi fa un attimo pensare come Salvini possa essere seduto lì dove lui era il primo a dire l'Italia agli italiani, ma io dico sempre che Salvini dice l'Italia vale fino a Firenze. Ma allora, cioè, a questo punto c'è proprio una mala organizzazione di queste cose, cioè perché secondo me, Assolutamente, tanto sì. c'è una mano organizzazione, c'è una cosa molto organizzata, è una poltrona, perché quando si arriva alla poltrona si dimentica l'italiano, e questa è la problematica. Certo, 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 assolutamente sì. E quindi secondo te credi che non si risolve il problema? Eh, Il problema sicuramente non si risolve perché nessuno mette mano a ferro, e quindi se nessuno si mette lì a eh, dire come risolvere questa problematica, il problema non va risolto, perché oggi non sembra che a chi ci governa interessa lo sbarco dei clandestini. certo, certo. Ecco, voglio dire, tra vari problemi ci sono, oltre a quello lì, poi
Ti sei fatto un'idea di questi vaccini, come mai sono a rilento, poi ci dice chi va bene, chi non va bene, AstraZeneca. Non credi che c'è poi alla fine molta confusione anche in queste cose qua? Perché poi la gente Guarda, va in Mirko, confusione, la gente va in confusione. A te la ti faccio parola. una battuta, ti faccio una battuta e la chiudo qua. Io dico che prima o poi la soluzione esce, la risposta la darà la Cina e anche qui credo che ci sia una manovra politica non indifferente. Perfetto. Cambiamo un attimino il discorso, mi avevi detto, mi avevi accennato prima, ecco, verso settembre-ottobre ci sono le elezioni amministrative su vari Sì, comuni italiani, giusto Fabrizio? Cosa intendete sì. fare come partito? Voi le vostre idee di coerenza, come hai detto più volte te, cosa intendete fare, diciamo, le prime cose che in linea generale, cosa dici? Esatto. Come ti Per i muoverai? paesi, Ecco, a te la parola. sì, allora, per i paesi inferiori a 15.000 abitanti, lo sappiamo tutti, il SIBO non ci sarà, ci saranno delle persone che rappresentano comunque più Italia e andranno a creare una lista che faccia gli interessi comunque del cittadino del comune di riferimento. Per i paesi superiori a 15.000 abitanti, dove ci sarà il simbolo più Italia, dove siamo pronti all'altezza per affrontare la campagna elettorale, quindi per la candidatura, andremo da soli e dove ce ne sono le possibilità stiamo facendo delle coalizioni Ecco, e ma a prescindere poi coalizioni, Fabrizio, sono comunque di centrodestra, perché voi vi identificate per gli sicuramente italiani e per sicuramente di Ecco, certo, è assolut- logico. sicuramente di centrodestra, ma con una attenta valutazione della trattativa che andremo a fare, proprio ricollegandoci al governo attuale che ci sta governando, e quindi non voglio rimangiare quello che poco fa ho detto di Giorgia Meloni, quindi a questo punto le varie combinazioni e le varie chiusure si andranno a fare con un senso di responsabilità e di buon amore per gli italiani. Quindi comunque farete delle valutazioni, perché come Beh, dici te, che prima non di tutto bisogna confrontarsi con le persone, perché qui ci siamo... assolutamente sì, con un programma condiviso che sia condiviso e portato a conoscenza degli italiani. Se questo programma non sarà condiviso, non è che ognuno ha il suo programma, che poi facciamo l'impasto che è successo oggi nel governo, quindi con un programma unico e condiviso si scende in piazza, si illustra il programma ai cittadini italiani e dopodiché saranno loro a decidere se darci o no la giusta fiducia per andare a governare in quel piccolo paese, quel Certo, grande certo, paese certo. chiamato a Perfetto, voto. perfetto, vedete un po' voi come fare. Per adesso, boh, possiamo dire che abbiamo concluso, Fabrizio, questa serata. Se vuoi dire ancora qualcosa, sei liberissimo di farlo. Non c'è problema, sai cosa ti viene in mente ancora, cosa miglioreresti in questa situazione. No, Fino a guarda, Pasqua saremo chiusi ancora, chissà per quanto tempo, questo non è bello. staremo a vedere, stiamo nelle mani del Signore, quindi adesso vediamo che cosa succede. Anche da lunedì qualcosa dovrebbe cambiare, già il Lazio diventa ragione, Ecco, quindi dopo di nella questo tua regione diventa arancione, perché qua mi sembra che siamo sì, ancora sì, rossi. Ecco, vabbè, esatto, io aspettiamo gli eventi, poi comunque bisogna assolutamente che cambino tante cose in questa nazione. esatto, Almeno esatto. migliorare, perché se non si vuole neanche tentare di migliorare, è inutile che stiamo a parlare che ogni cittadino, al di là che sia destra, sinistra, centro, ognuno dice la sua, ma se poi non si ha voglia di cambiare veramente anche mentalità e cultura, si fa poca strada. Esatto, esatto. Perfetto, ti saluto e buona Comunque, ti Dimmi. saluto, grazie a tutti per l'ascolto e grazie Mirko della tua disponibilità, sempre con molto piacere accetto di partecipare alle tue dirette. Ci mancherebbe altro, mi fa piacere anche a me. Ci sentiamo più avanti Un e abbraccio, ti ciao, auguro un ciao. buon proseguimento di serata
e un buon lavoro. Cosa ti posso dire di più? Ci sentiamo, ciao, buona serata. Ciao, ciao. Ciao ciao. È veramente tutto ragazzi, ho concluso qua la mia diretta telefonica di stasera, sono le ore 22, adesso si farà qualcos'altro, io vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti quanti e ci saranno altri ospiti nelle prossime serate per parlare di tante altre cose e seguitemi sempre più spesso, mi fa piacere, io cerco di fare queste cose con passione e alle volte ci riesco bene, alle volte meno bene, quindi tento di fare per le mie, diciamo, possibilità, mie modeste possibilità, di cosa, comunque sono sempre cose, penso di fare delle cose abbastanza utili, boh, per come sono fatto io, per come uso io, diciamo, i miei contatti con le persone, con la gente che ho, diciamo, sui social. Veramente tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti gli amici.